vola nel bosco, cantiamo l'inno della vittoria. Volano, voliamo con te, ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Vola sempre più in alto, con coraggio noi lottiamo, e avanti andiamo, volano valle per vincere. Nome dell'onore e della gloria, nella sconfitta il volano è il nostro amore, la nostra storia, la nostra vita. Siamo con te, volano, voliamo con te, ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Kane is in the building.
Sembrava la fine, la 26esima giornata, e invece Tandonà ci ha fatto un regalo: la vittoria al tie break contro Stiano, e per noi le porte dei playoff completamente spalancate. E adesso c'è un sogno chiamato a due da poter raggiungere, ma è un sogno, non un obiettivo. La cosa bella sarà divertirsi per provare a inseguire un sogno, ma divertirsi per concludere al meglio una stagione super positiva. Amiche e amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dall'Arena Biancorosa di Volano. L'incontro odierno è la prima giornata del girone C dei playoff di Serie 2, che vede a confronto la Rotoplas Volano Volley contro il CSI Clai Imola. Allora, noi ci arriviamo dopo aver vinto l'ultima partita per 3-0 contro Ripalta, e alla fine siamo arrivati a ottenere questa traguardo importante chiamato playoff promozione, e adesso proveremo a giocarcela come meglio possiamo per provare a inseguire questo bellissimo sogno. Comunque vada, e lo dico tranquillamente, complimenti e vivissimi a queste ragazze che ci hanno veramente fatto sognare, ci hanno regalato dei momenti indimenticabili, e poi siamo arrivati fino a qui. Allora, saluto subito i miei compagni di viaggio per la penultima volta: Andrea Zeni, il nostro mago delle statistiche. Saluto probabilmente definitivo Fabrizio Zaba, che mi ha già comunicato che la prossima non ci sarà, e lo ringrazio già subito per il lavoro svolto in tutta questa stagione. Saluto anche Alan Berloffa, il nostro responsabile streaming, che per oggi non è presente qua al palazzetto, non è disponibile, gli mandiamo un saluto anche a lui. Allora, stanno per scendere in campo le due formazioni, e allora siamo pronti per assistere all'incontro odierno di oggi. Quindi lascio la parola a Paolo Scrini, il nostro speaker.
che c'è Caterina qui. Che non è che salutato tra l'altro. È bellissimo vedere l'arena biancorossa così pieno di cui ci sono anche in rappresentanza anche di altre società, altre ragazze. Veramente molto bello da vedere. E allora il primo arbitro, signor Filippo D'Amico di Messina, sale sulla torre, e il secondo arbitro, Andrea Lobracce, dà il via Paolo Scrinzi di Parma. La Rotoblat, l'ultima partita casalinga inventata dal nostro speaker Paolo Scrinzi, perché ovviamente le partite da giocare in questo girone C saranno solo 2 per 3 squadre partecipanti. CS Fly Imola, primo classificato del girone C di Serie B1, il GSO Villa Cortese Volley classificato secondo nel girone A, e la Rotoblat Bolano Volley classificata terza nel girone B. Questo è il gruppo C del playoff promozione. La squadra che otterrà il miglior risultato sarà promossa in A2, le seconde e la terza saranno in B1. Comunque vada, lo dico già, complimenti alle nostre ragazze per la bella stagione. Serve Rubini, Bortoli, attacca Petrucciello, primo punto della Rotoblat. Primo servizio della 1-0 Rotoblat, attacco vincente di Carli. La novità di formazione che oggi gioca al posto di Magasta Ottino dal primo pallone. Subito sul libero. Attacco vincente anche per Vincenti Fly Imola. Indubbiamente la squadra favorita numero 1 per la. Ma intanto c'è un bellissimo clima qui all'arena biancorossa, pieno da ambedue i lati, addirittura posti in piedi qui, è veramente bellissimo da vedere. Servizio battuto da Migliorini, arriva Reis 2-1 per secondo punto. Arbitro che scende dalla torre per chiamare la torre di postazione. Ancora Migliorini al servizio, autrice dell'Ace. Battuto ancora il servizio, Galvero riceve, questa volta Galvero attacca. Due pari!
2 pari il punteggio nel corso del primo set di gioco. Allora, alla Bortoli con l'audio del net ha ricevuto Camisa e Camisa per De Val, Ural la rotola e adesso si porta sul 3-2. Clima anche dalla curva di Imola, tutti qui dell'Emilia Romagna, venuti qua a fare la propria squadra nonostante la pausa di Calvero. E c'è il Bocamur 4-3. Allora è di Galvero, mi sembrava out, ma il tocco c'è, il tocco a muro, quindi 4-3 punteggio. Galvero sul libero Rubini, scusate, l'attacco vincente di quello di Bruciato Gente. Allora 4 pari il punteggio, serve Camisa, l'autrice dell'ultimo punto Luca e c'è un attacco facile di Brito, vale il Nicola nel corso del primo set. Allora ancora Camisa, serve su Galvero, Bortoli, fino attacca Murato, può arrivarci Galvero, è tutto per Imola che adesso ha piccolo break adesso. Non dal servizio ancora Camisa. Il rischio è out, quindi punto numero 5 per la Rotoblast. Volano volley, pronta Jessica De Val, la nostra capitana, al servizio. De Val, servizio out, punto numero 7 per Imola. Benedetta Rito al servizio. Rizzo, battuto. Galvero, Bortoli. Carli attacca. C'è il settimo punto. C'è 7 pari. E arriva quasi un ace, ma c'è Campagnolo. Adesso 7 pari. Riceve Mastrini. Poi attacca subito Vitorino. Bravo punto per Imola. La rotola, primo set di gioco. Pronta Sofia Cavalli. Il servizio. Battuto.
riceve Galvero, Bortoli, Campagnolo attacca, palla in campo, bravo punto Rotoblat. Servizio di Eugenio, pallonetto, salva. Per Imola, Bonè. Oggi mi sa che Galvero è fatta di marmo perché prima la torre, adesso il muro. 8-9 il punteggio. Servizio subito di Rubini. Giulia Rubini. Numero 10 per Imola. Arriva il primo time out di Luca Parlatini. Sponsor. Nuovo in diretta dall'Arena Biancorossi di Volano, 10-8 il punteggio a favore di Imola nel corso del primo set. Entrano le squadre in campo, meno quelle dei Volano già in campo, e adesso è quelle di Imola che riprendono posto. Giulia Rubini al servizio. Giulia Rubini, autrice del poco fa dell'ace. Questa volta Galvero riceve bene. Campagnolo attacca, ma c'è la difesa di Migliorini. Attacca, prova a attaccare Rubini, ma la palla si spegne in rete. 9-10 il punteggio. Vedete Campagnolo al servizio. Ricordiamo a tutti i nostri amici di Volano e anche di Imola che questa sarà l'ultima partita sulla panchina biancorosa di Luca Parlatini, che dopo 5 stagioni lascerà il ruolo di direttore tecnico del Volano Volley. E i vincenti di Benedetta Campagnolo, 10 pari. E questa sarà anche l'ultima partita casalinga di Emma Galvero, che quindi per la prima volta da quando siamo in B1 non avremo più Galvero nella squadra. Bortoli Mura però salva Rubini. Oddio che scompiglio, non si capisce più niente. È il muro! E gol! Allora vantaggio Rotoblat 11-10. Muro di De Valle. Serve Campagnolo, out. Batteta bene servizio Mastrilli. 11 pari. Conta Migliorini al servizio. Servito Pozzottino. Subito Bortoli, però c'è la buona difesa di Cavalli. Attacca, prova a attaccare Esposito, ma l'attacco viene abbastanza intercettato a sfiorare il tetto. Ancora il vantaggio di Giudice. Bortoli al centro, tiro, attacca, out. Chiamata out.
Partono Jai prima di Protetta, ma il punto è confermato, out, quindi servizio battuto. Coutinho riceve, Bortoli, Galbero attacca, ma c'è la difesa di Cammisa. Galbero alza, Coutinho attacca con la difesa. 12 pari allora. L'ala bordo del servizio, 12 pari. Ricevuto Camisa, attacca subito, Benedetta Ritto. 15-12 punti. Esposito, Benedetto, tutto, giudice, Bortoli, 15 pari Carlotta Petrucciano, prima il 13° punto. Punto per Imola. Per la città di Imola una doppia festa, tra l'altro, perché c'è i playoff per la squadra femminile in B1, ma anche il Gran Premio di Formula 1. Ha toccato la rete forse. Rete netta, ma ha toccato la rete Benedetta Rizzo. Vabbè, 15-13. Servizio, riceve giudice. Tiro pallonetto. Attacca da solo Rizzo. Ce ne preda. 15-13. Time out Luca. Nuovo in diretta, Arena Biancorosso di Volano, 16-13 punteggio a favore di Imola. Due svinte clamorose, però non è piacevole avere queste svinte purtroppo, però io cerco di godermi, io sto cercando di godermi queste partite, che sono le ultime due stagionali, a prescindere da come andrà a finire, se saremo promossi o restiamo in B1, però è un po' un peccato concludere con qualche protesta. De Val, al servizio la nostra capitana, tutto, forse out. Rizzo al servizio, il 17-14 per Imola. Coutinho, Bortoli. Coutinho attacca, ma c'è la difesa di Camisa. Puro! Però c'è anche la difesa di Rizzo. Bortoli. Giudice alza per Carli. Vai dal muro di Signorini.
pronta al servizio. Cavalli. Attacco errato di Esposito. 16° punto per la Rotoblat. Salva Giudice subito e poi attacca subito. Servizio. Riceve dal Bortoli subito. Tino. Salva Tino curato per poco non andava out ma la palla in campo. 19-17. Servizio su Calvero Bortoli. Campagnolo 8-19. Allora, 18-19. Pronta Benedetta Campagnolo al servizio. Serve Mastrilli. Fatta l'attacco di Legna Cammisa. 20-18. Pericola e contro il Brunstein. Allora, 20-18, pronta al servizio Imola con Sofia Migliorini. Bottoli. Attacca Galvero, via curata da Esposito. 21-18. Sofia Migliorini al servizio. C'è solo Tino Bortoli all'attacca, ma c'è la difesa di Rubini. Ora l'attacco a pallonetto Cammisa ma viene allora 22-18, pronta Magata a entrare per Ottino. Su Galvero, Bortoli e va deve alzare la pallonetto perché non era una palla facile. Metto giù veramente bene da Sara Esposito che infatti un po' dalle mani di Galvero che non ha preso. 23-18 allora. Pronta ancora Migliorini, serve su Magazza, Bortoli attacca Carli, fatto in mezzo al muro ma c'è la difesa di Rubini, attacca Esposito, ma c'è la difesa di Giudice, Magazza, Galvero attacca, difendo ancora e Rubini ma c'è una fatta l'attacco di Emma Galvero. 23 allora.
Bortoli out. Allora c'è stato gol per Imola, pronta ad entrare Rita Arcangeli, scusate, per Sofia Cavalli. Servizio per Imola, Sara Esposto. Me la sto godendo io. Servizio di Esposito, Bortoli, attacca Galvero, passa Galvero 20 a 24. Palla setta annullata. Rientra allora Cavalli per Arcangeli. Galvero al servizio, serve su dove c'è il salvataggio di Bortoli, giudice alza per Petrossielli, scusate, al centro disinnesca la bomba giudice, al centro ancora Galvero, attacca con l'audio del net, ma c'è la difesa di Mastrilli. Ha fatto l'attacco di Enia Camista, 20 a 25, si chiude il primo set a favore di Imola. Pausa spot e ritorniamo benissimo in secondo set.
Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. Primo set si è concluso per 20-25 a favore di scusate, di Imola. Scusate l'emozione di essere una delle ultime partite della stagione. Serviva Magazza il primo servizio del secondo set. C'è un po' troppa gente Magazza ancora. Albero. C'è stato il muro a evitare guai. Carli salva. Bortoli. Vero Mura. Ancora la Bortoli a salvare Giudice. Carli. Niente, non tocca il tetto questa volta. C'è la free ball. Campagnolo. Bortoli al centro. Magazza attacca, ma c'è la difesa di Rubini. E uno pari. Bella azione. Tanta roba. Non è l'ha detto in maniera tranquilla. Hai vinto tutte 27, ma hai vinto che nel 80% sei sempre sul libero il servizio. Allora, riepilogo punti. Per un attimo vediamo prima il servizio di Imola con Migliorini. Serve su Calvero. Bortoli deve correre, attacca Calvero, difende Migliorini, alza Rubini, attacca, forte lunga, Campagnolo. è doppia questa! Oh, Calvero, salva Rubini. Salva Magazza. C'è la free ball concessa da Calvero. Out, non c'è il problema. Allora vediamo i punti di squadra delle due squadre. E Petruziello e 1 Bortoli. 16 punti di squadra e 9 su errori della Rotoba. Scusate, no, cosa sto a dire? Scusate. Volevo dire 4 su errori di Imola, scusate. Calcolato malissimo i punti, scusate. Poi passiamo a Imola tra un attimo, vediamo l'attacco. Ma muro vincente. Dove fai? Allora, punti per Camissa, Migliorini, poi 1 per Rubini, 5 per Esposito, 6 della Rotoblast. Nel pallonetto c'è l'audio anche del muro. Campagnolo alta. Porca miseria, povero Luca, povetti, rischia di fare una brutta caduta. Salva Campagnolo, attacca Petruziello, ma la palla si spegne in rete. 3-2. Scusate, c'era aggiunta una piccola comunicazione che forse non andava alla diretta, però a noi funziona. Abbiamo provato a guardare se io il regista. Abbiamo perso il punto di calcio. 4-3 Rotoblast.
giornata. Lalla Bortoli al servizio. Out il servizio di Lalla Bortoli. 4 pari. Intanto il punteggio di 4 pari, ma il primo set si è concluso 20-25 a favore della formazione allenata da Agnello Caliendo. Stacca De Valma, c'è il muro. Attacca Carli, difeso Mastrilli. Calvero! Master block! 5-4. Master block di Emma Galvero. Va proprio Emma Galvero al servizio. Fatto l'attacco, ma no, perché c'è una doppia. Peccato, si è alzato un colpito malissimo il pallone. Doppia netta. Vedete visto il servizio. Punto della rota. Magazzi 6 a 5. Jessica De Val al servizio, la nostra capitana. 6 a 5 punteggio nel corso del secondo set. Servizio battuto più Cammita. Passa l'attacco di Rubini, pari. I pari. Servizio di Cavalli. Out Cavalli. Settimo punto anche per la Rotoblast, il servizio out. Pronta Petruzzelli il servizio. Va a tutti voi cittadini di Volano, tifosi di Imola che siete venuti all'arena biancorosa e avete riempito la nostra arena. È bellissimo vederla completamente piena, una bolgia come si dice nelle partite di calcio quando c'è da fare il tifo da ambo i due lati. Servizio out poco fa di Petruzziello, servizio battuto da Imola che questa volta ha tirato la serie negativa. C'è il muro di Campinga, vale l'ottavo punto per il CSI Clyde Imola. Giulia Rubini al servizio per la formazione emiliana. Battuto sul Galvero, lunghissima, salvato Petruzziello, Bortoli, giudice. Free ball, non è una free ball perché è già un punto di Esposito. Nome della rota di Imola. Ci da conseguire questo break. Il servizio allora di Imola dopo questa insciatura da parte di Rubini che serve su Galvero questa volta bene. Campagnolo attacca, buona difesa di Mastrilli, attacca benissimo da Esposito. Il decimo punto per Imola. Arriva il time out per Luca Parlatini, sponsor.
Grazie a tutti voi. Di nuovo in diretta dall'arena biancorosa di Volano. Siamo sul 17 a favore di Imola nel corso del secondo set. Attacca Magasta, ma c'è il piede di Mastrillo. Cavalli al momento quasi vincente perché c'è Magasta che ha evitato i guai, però il giudice deve concedere la free ball. Brutta Carlista. Dai Simone, forti, Il nostro tentativo è provarci. Magasta Murata. 927. Ancora time out Luca sponsor. Nuovo in diretta dall'arena biancorosa di Volano. Da Palladino usato i suoi 2 time out. Per il momento il coach di Imola Caliendo non ne ha usato neanche uno, né nel primo né nel secondo set per il momento. Anche perché al momento la formazione giallo-blu non sta sbagliando quasi niente. Riesce a tenere a debita distanza la nostra squadra, quindi al momento per il coach della squadra emiliana non è necessario chiamare un time out. Da Magasta, Mastrilli, Cavalli, attacca subito. Migliori. Il 100 punto per Imola. Oddio, scusate, Migliorini, giudice ha ricevuto Bortoli, lato Galvero. E anche questo tocca il tetto. 14° punto. Formazione di Agnello Caliendo. Ma Galvero punto 10 di Carli.
Vedete Campagnolo al servizio. Sì. C'è il muro vincente di primo punto per Imola con questo muro, che adesso prende un bel distacco al momento. Però la Rotoblas deve provarci, non si deve arrendere, deve vendere cara la pelle e provarci fino alla fine, come ci sta provando Magazza, che lotta su ogni pallone, ci prova i suoi attacchi, prova a prenderle tutte, doveva provare a far così. Magari anche con un po' di fortuna, magari se venisse fuori. Però c'è da dire che anche Imola sta difendendo veramente molto bene, però sbaglia gli attacchi, sbagliato con Capito che si fa una risata. Allora 16-11 il punteggio. Pronta Bortoli. Servizio. Attacco out, scusate, di Camista, che 12-16 adesso. Porciamo un po' le distanze. E Caliendo chiama il time out. Andiamo con gli sponsor. In diretta dall'arena bianco-rosa di Volano, 16-12 punteggio nel corso del secondo set a favore sempre di Imola. Entrano anche le ragazze bianco-rosse. Intanto abbiamo appena guardato gli spettatori attuali della diretta streaming, è un numero impressionante da leggere. Più di 150 hate. Infatti Mastrilli lascia come italiani. Stavo dicendo, scusate, è un record vedere più di 150 spettatori collegati alla nostra diretta streaming. Vi ringraziamo di cuore per essere tutti voi collegati, sia voi di Volano che voi di Imola. È una gran... Il nostro paese è molto piccolo, una realtà molto piccola la nostra, che però sta crescendo tanto, soprattutto con il doppio playoff promozione che abbiamo fatto l'anno scorso e quest'anno. Ehi, numero 18 per la formazione di Agnello Caliendo, 18-13. Allora Bortoli attacca Galvero, Galvero. Pronta Galvero al servizio. Sinistra.
Emma Galvero. 11-18 allora. Allora, ancora Galvero. Servizio. Capizza. Cavalli lato. Risto che però c'è la difesa di Bortoli. Ancora Risto al momento è PP dell'incontro. 15-19. Tanta roba per il mentalismo. Veramente tanta roba. 19-15. Benedetta Risto, che al momento direi top score della partita nonostante sia una centrale. Rialzare a campanile, purtroppo Magazze non può attaccare come voleva. Rubini 20-15. A 15 punteggio. Pronta su Galvero, Bortoli che attacca ma viene murata da Migliorini. 21esimo punto per Imola. Benedetta Riso al servizio. Out? Sì, è poco out. Allora, numero 16 per la Rotoplas, Volano Volley. 21 quelli totali al momento di Imola nel corso del secondo set. Andiamo al servizio con la capitana De Valle. Cavalli subito. 22esimo punto per Imola. Doppia Cavalli al servizio. La capitana Gallo Blu. Battuto forse out, però Galvero la riceve. Attacca Carli ma c'è Cammisa che difende. Prova la difesa. Scusate, aveva provato l'attacco, scusate. Esposito. Poi è arrivato Imola. 23-15. Cavalli ha battuto su Magazza, attacca, stampa il ruolo, in campo il pallone. 17-23. Carlotta Pedruziello al servizio. Attenzione, attacca Esposito, non c'è la difesa di Giudice. Prova Magazza, difesa da Cammizza. Pallonetto di Rubini. Vincente di Rubini, 24-17. Allora, andiamo alla palla set per la formazione di Daniel Caliendo. Attacca Campagnolo ma c'è la difesa. Deve prendere due volte. Attenzione. Migliori. Sì, scusate. Il tocco che non c'è. Però vedi, basta una semplice dove si cambia di modo.
Ragazza al servizio. Battuto. Arriva l'Ace. 19 a 24. Ancora Franci il servizio. Ha pestato forse la linea. Esposito. Allora si chiude con il secondo set. 19 a 25. Allora andiamo con la pausa seconda e andiamo benissimo il terzo set. in diretta. Arena Biancorossa di Bologna 2-0 il punteggio nel quoziente per Imola, scusate. Allora, Imola ha vinto il secondo set per 19 a 25 e inizia il set con un punto 1-0 per Imola. L'avevamo detto, probabilmente erano loro i favoriti e il campo lo sta dimostrando che sono i favoriti. L'importante per noi è ovviamente cercare di giocare fino alla fine, non come si dice in maniera un po' volgaretta, calare le braghe. Uno pari allora, punto vincente della Rotibus. Allora, intanto che c'è questa piccola pausa di pulizia del campo,
I punti di squadra della Rotoblast: 1 Deval, 2 Ottino, 10 Galbero, 5 Campagnoli, 2 Magazza, 7 Petrustiello, 2 Bortoli. 29 punti di squadra della Rotoblast e 10 su errori di Imola. Servizio di Petrustiello, out 2-1. I punti di Imola invece: 1 Cavalli, 10 Cammisa, 6 Mignorini, 5 Rubini, 8 Esposito, 9 Rizzo. 39 punti di squadra, 11 su errori della Rotoblast. Pronta e Migliorini al servizio, serve su Galbero, Bortoli. Magazza attacca, ma c'è la difesa proprio di Migliorini. Camissa difende Magazza, Bortoli al centro, Galbero attacca, almeno ci prova, ma c'è Cavalli che difende. Ci prova in attacco Esposito, ma c'è la difesa. Ancora Galbero con lo tiro del netto, ma c'è anche la difesa di Migliorini. Prova la murata la Rotoblast, ma c'è comunque pronta la difesa di Imola. Giudice alza per Bortoli. Direttore Magazza, murata Magazza, però ci mette una pezza. Carli. 2-1 Rotoblast. Due pari allora. Chiede la rotazione Lalla Bortoli. Tanto qua al mio fianco, oltre ai miei compagni di viaggio di tutta la stagione, è venuto a trovarmi anche un mio amico fotografo di J-Sport Media, Riccardo Giuliani. Quindi invadio 3-2 Rotoblast. Quindi se volete anche vedere le foto della partita, andate sul suo profilo Riccardo Giuliani, che domani le caricherà tutte per vedere la cronaca della partita. Benedetta Rizzo 3 pari. Servizio di Esposito. Bartoli, mamma mia, sfiora il tetto. Sveglia in rete l'attacco di Galbero. Ricordo che per Galbero questa sarà l'ultima partita all'Arena Biancorossa con i colori del Volano Volley. Ancora Esposito. Bortoli. Carli attacca, ma c'è la difesa proprio di Campagnolo. Quarto gioco che arriva. 4 pari. Campagnolo. 4. Pari. Allora il servizio di Legna Cammizza. Palla. Gol. Bortoli. Galbero attacca, ma c'è la difesa con il tiro del muro di Cammizza. Poi passa la
Stadio Imola 3-5. Legna Camisa riceve Giudice Bortoli. Chiello punto Carli 6 pari. Camisa Mastrini Bata e Rubini subito volta Giudice Calvero attacca ma c'è la difesa di Mastrini. Provato l'attacco Esposito l'argomento di Rubini Giudice Carli Murata Giudice guardo lì Calvero pallonetto e c'è l'invasione di ecco così. Il peggio premia sempre. Deve al dubito ora provare. Quante pari? Dichiarano anche convicenza tutti i ragazzi. Non lo so, tutti calciatori, però ho detto tutto da spazio, tutto qua. Per Greta Iocco capitano Bianco capitano Giulia da Spagna ancora così per attacca Morata cerca la spinge nel lato da campo con Bianco Carlo Pluma sta sotto la rete 9-7. Diretta dall'Arena Bianco-Rosso di Volano 9-7 punteggio a favore della Rotoplas. Ancora Benedetta Rizzo al servizio. Ehi.
L'uomo in diretta dall'arena biancorosso di Volano, 12-7 il punteggio a favore di Imola, che sta prendendo un buon distacco adesso. Distacco inizia ad essere un pochettino più pesante per le nostre ragazze, che comunque vogliono provarci, tentare un'impresa tutto sommato difficilissima, se non impossibile. Carli Murata, 17. E arriva out, stavo per dire ace, ma arriva all'8º punto per la Rotterdam. Magazza che deve dovuto provarci subito. Out di Migliorini. Esposito 14-9. Cavalli. Scusate se sono un po' inquieto, ma mi stavo godendo un po' i cori di Volano, nonostante Imola comunque sta prendendo il distacco e la vittoria, cercando di godermi quest'ultima atmosfera dell'arena biancorossa. Non so se sarà anche la mia ultima partita oggi, a causa di un impegno familiare, forse sabato prossimo l'ultima non la potrò vedere dal vivo. Pronta Cavalli, ricevuto il giudice Bortoli. Magazza attacca Murata, però Bortoli ancora. Magazza che riprova. C'è il quarto. Era già quarto. Allora rientra Ottino. Entra Ottino per Magazza. Posso chiederti se posso fare la Galvero oggi? Perché siccome sabato prossimo non do la certezza diretta. Penso di mia Rubini. C'è sempre il scoppiato un palloncino intanto. È tutto Rubini. Rubini attacca. Portali. Carlo Murata. Camminta e mi pide la serata, al momento direi che adesso è diventata lei. 18-10.
al servizio Giulia Rubini, ancora lei al per Ottino Bortoli, Ottino in free ball, Cavalli tenta il pallonetto Esposito ma non va Ottino, prova Ottino, occasione. 19-10. Attenzione, Bortoli deve mettere la punta dall'altra parte. Carli 11-19. Chiara Cesenna per Carli. Campagnolo 12-19. Ancora Cesenna, attacca subito Vittorini 20-12. Le battute finali ormai di questa giornata di playoff. Servizio di Migliorini, Tino Bortoli, Campagnolo, pallonetto, ha difeso Rizzo, attacca subito Esposito. 12. Ehi, fortunatissimo Migliorini. Però ti dice anche che la squadra più forte ha anche sempre pizzico di fortuna che non guasta mai. Ora 2-12. Servizio ancora di Migliori, questa volta la rete non la tocca. Prova Cesenna ma viene curata da Camissa. 23-12. Quasi all'epilogo ormai di questa partita. Ancora Migliorini out, però questa volta 13-23. Allora vediamo il servizio di Ottino. Attacca Rizzo ma viene curata da Campagnolo. 24-23. Ancora Ottino. Palla in campo. 15-23. Time out per Caliendo, sponsor.
diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. 15-23 il punteggio, sempre a favore di Imola, che ha 2 punti dalla vittoria dei playoff, scusate, della prima partita. Ricordiamo che le 3 squadre giocheranno 2 partite, quindi una riposa. Allora il match ball adesso per Imola, che Esposito al servizio. Allora vediamo il servizio di Esposito, se varrà la partita. Ha pestato la linea, prima palla annullata. Allora Benedetta Campagnolo al servizio, Rita Arcangeli lascia il posto a Sofia Cavalli, che riprende il suo posto in campo. Servizio battuto, Cavalli, Rito per chiudere, e chiude Rito, 16-25. Prima partita finisce così. E no, è dalla rotola. 17-24. Come farmi far figuraccia al microfono. Allora, non è finita ancora Campagnolo al servizio. Questa volta è finita davvero. Allora finisce così. La viene battuta per 3-0 da CS Clay Imoco. Ma l'applauso va anche alle nostre ragazze, perché oggi si chiude qua l'avventura all'Arena Biancorossa della Rotoblast. Sabato prossimo ci sarà la fine del campionato contro il CSO Villa Cortese, ore 18 alla palestra delle scuole elementari di Villa Cortese. Allora, siamo alla fine della nostra diretta. Ringrazio Andrea Zini, il nostro mago delle statistiche. Fabrizio, grazie per questa stagione, perché tu con oggi hai chiuso la stagione. Per me non so se sarà finita la stagione, o se sabato prossimo ci sarò, ma intanto ringrazio tutti voi che ci avete seguito fino a questo punto. Se nella diretta non ci sarò per la diretta, e da parte mia è davvero tutto. Ci vediamo sabato prossimo, altrimenti buon saluto di A2 e buona finale di stagione a voi ragazze. A tutti voi, buonanotte a tutti.
B. Sulla realizzazione di 4 etti della Rita Topau. Sulle note di Ransom, di JFC. Allora, le vicine strada. E il palleggiatore di Claricola, Sofia Ferroni. Grazie. Allora, credo che la capelli è stato molto importante per la nostra società. Allora eccoci qua, siamo arrivati alla conclusione di questa prima partita dei playoff. Alla fine del campionato avevamo chiamato qui il nostro coach Luca Palladini per i saluti perché dopo 5 stagioni, come voi sapete, si è conclusa la sua avventura qui all'Arena Biancorossa. Per oggi vogliamo celebrare un'altra persona che ha vestito per tanti anni i colori biancorossi della nostra società. Intanto chiamo qui accanto a me il presidente Gio Baldesarini e il vicepresidente del Volano Volley Michele Boschi, il cameriere qui non parlare ok. Allora io direi intanto Vigilio, la cosa più bella di oggi qual è? Cioè di essere qua in playoff, di aver fatto questa grande cavalcata, cosa vuoi dire al nostro pubblico? Non dico niente perché un'altra cosa più importante da dire. Allora chiedo per favore un attimo di silenzio perché quello che vado a dire è molto importante. Dopo molti anni passati con noi, trascorsi insieme a noi, partendo dalle giovanili, una nostra atleta per motivi di studio
il prossimo anno non sarà più con noi. Questa atleta è stata in questi anni molto rispettata, molto apprezzata da noi e specialmente dalle compagne. Chiedo che venga qui con me Emma Barbero. Che ti sei prefissata. Grazie di tutto. Penso che questa stagione non potesse finire ancora finita, ovviamente, però potesse finire al meglio. Quello che si trova qua è prezioso, la gente fa tanto e quindi io sono contenta e spero di aver dato altrettanto da parte mia. Grazie Emma. Non trovo nemmeno io le parole perché io sono qua lavorando dalla seconda stagione di P1 e raramente mi sono attaccato a tante giocatrici. Emma è una di quelle è veramente complicato anche per me, come lo è per voi. Quindi vi chiederei un altro grandissimo applauso per le nostre televisioni. Buona memoria, Emma Barbero! Per la ultima manera delle ragazze, Paolo, attenti